sai perché nella piazza principale di Catania c'è un elefante? No? Te lo spiego io. Quando presso la città di Catania si stanziarono i primi uomini, un elefante mise in fuga tutti gli animali feroci presenti sul territorio. Fu questo il motivo per il quale i catanesi, come segno di ringraziamento, dedicarono una statua all'animale che chiamarono con il nome popolare di Liociu. Spero di averlo pronunciato bene. Correzione dialettale del nome Eliodoro, mago catanese dell'VIII secolo, bruciato vivo per ordine del vescovo di Catania, Leone II, il taumaturgo. La motivazione della sua condanna a morte fu che Eliodoro, quando cavalcava l'elefante di pietra che aveva trasformato con la magia, disturbava le funzioni religiose. La leggenda vuole che sia stato egli stesso a scolpire l'elefante, plasmando la pietra lavica dell'Etna. Eliodoro, quando cavalcava l'elefante magico in giro per Catania, rendeva impossibile la vita agli abitanti, e quando acquistava qualche mercanzia pagava con pietre preziose e pepite d'oro che dopo il suo allontanamento diventavano semplici sassi nelle mani dei poveri mercanti. L'elefante è il simbolo ufficiale della città di Catania dal 1239 e lo è ancora oggi. Se ti è piaciuta la storia dell'elefante di Catania, seguimi, così potrai ascoltare le prossime storie che narrerò. Ciao!